Buona giornata, ben ritornati alla nostra consueta diretta. Tema di quest'oggi molto al femminile, mi fa anche estremamente piacere perché è raro avere delle signore in trasmissione, riguarda la compatibilità tra genitorialità, quindi ruolo di madre in particolare, poi per carità genitori anche sono i padri, vedremo anche di accennare a questo discorso, e mondo del lavoro. Una compatibilità sempre più difficile, sempre più combattuta perché si verificano diversi fenomeni discriminatori nell'ambito del lavoro che assolutamente non avrebbero ragione di esistere, ma a parte questo c'è anche una difficoltà di gestione di spazi, di tempi, di logistica, di ruoli da mantenere in un contesto sociale in continuo cambiamento ed evoluzione. Le istituzioni in che termini si muovono? Molte volte anche voi ci avete chiesto a chi rivolgersi, che cosa fare, quali sono le persone competenti che possono dare una mano, possibilmente non a titolo oneroso perché non tutti hanno le disponibilità economiche per farlo. Qualcosa si sta facendo da più parti, lo abbiamo detto più volte, esistono anche dei progetti, un progetto molto importante supportato dall'USL 15 Alta Padovana, ospedale di Campo San Piero e Cittadella, e dalla Regione del Veneto, riguarda il progetto Genitorialità e Lavoro. Si è estrinsecato in una serie di atti che vedremo insieme per parlare proprio di questo tema, non vi parleremo naturalmente del progetto in sé per sé, ma per capire che cosa serve e che tipo di aiuto vi dà, e poi è terminato anche tra l'altro con un convegno molto interessante. Noi per parlare di questo difficile ruolo, di essere genitori e nel contempo anche lavorare, ancor più quando bisogna assolutamente, è importantissimo restare in piedi nel mondo del lavoro il più a lungo possibile, bisognerà restarci di più se si riesce, abbiamo le nostre esperte qui in studio. Allora, ben arrivata, ben ritornata con noi Lucia Basso, grazie di essere qui con noi, che in modo particolare è consigliera di parità regionale del Veneto, però ci racconterà anche di questa iniziativa che prosegue tra l'altro nel tempo, questo è molto importante, cioè non si è fermata, non si è conclusa, ma va avanti. Roberta Rosin, psicoterapeuta, grazie di essere qui con noi. Poi abbiamo Mariangela Pesce del consultorio USL 15, assistente sociale, grazie di essere qui con noi. Cristina Filippi, ostetrica del consultorio USL 15, grazie anche a lei. Allora Lucia Basso, una bella iniziativa che riguarda che cosa in modo particolare? Cosa ha visto e che tipo di impegno ha richiesto? Sì, intanto diciamo subito che nasce questo progetto, questa attività che abbiamo svolto per tutto l'anno 2011 da un bisogno vero, da delle esigenze che madri e padri hanno espresso alle strutture sanitarie, in particolare al consultorio di Campo San Piero. E il fenomeno è presto detto, un po' l'hai anche accennato, ed è legato alla difficoltà, in particolare delle madri, a rientrare al lavoro in tempo di crisi, quindi amplificata questa difficoltà nel momento in cui si rientra dopo l'aspettativa per maternità, per congedi parentali. Aumentano i casi di demansionamento, di espulsione delle lavoratrici. Infatti dicevo, ci sono stati decine di casi anche nel veneziano di missioni in bianco che non avrebbero avuto ragione d'essere, tra l'altro subito in periodo post maternità, no? Che sono state presentate, il sindacato sta indagando. Sì, diciamo che questo è un altro fenomeno, non è la dimissione estorta nel momento dell'assunzione. È un altro fenomeno. Noi abbiamo una legislazione molto garantista sul piano della tutela della maternità e della paternità. È vietato licenziare nel primo anno di vita del bambino. Se una persona liberamente si dimette, c'è l'obbligo da parte dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro di verificare con la madre, in questo caso, che si è dimessa, si spera, volontariamente, se quella volontà era effettiva, insomma, che non fosse stata pressata. La nostra legislazione infatti presuppone che ci sia ipotesi discriminatoria perché è semplice, in tempo di crisi, quando è difficilissimo trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato, sono rari i casi in cui una madre e un padre, insomma una coppia, decide di lasciare il lavoro, soprattutto in un anno di alta protezione per la madre, per il bambino, i congedi, eccetera. Quindi si presuppone che ci sia, io la chiamo la dimissione spintanea, quindi vengono proprio invitate le madri a non rientrare al lavoro. Questo bisogna dirlo, è una discriminazione. È vietata per legge, è perseguibile, il nostro codice delle pari opportunità è chiarissimo all'articolo 25,
costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità e paternità anche adottive, perché abbiamo diritto a relativi diritti, diciamo, legati a paternità, maternità e gravidanza che non possono essere violati. Questo progetto parte dall'idea che si può prevenire questo fenomeno, che si può curare il danno alla salute della madre, del padre, del bambino, perché poi è la coppia che sta male quando in particolare la madre incappa in situazioni di negazione della professionalità, dell'identità, arriviamo fino alle depressioni, insomma sono fatti un po' gravi. Che si manifestano in che ambiti lavorativi in modo particolare? Avete dei dati al proposito? Sì, nella piccola azienda manifatturiera. Nelle nostre zone abbiamo mappato insieme agli ispettori del lavoro anche dove si concentravano in particolar modo le dimissioni volontarie. Per esempio nel 2011 il territorio, diciamo, con questo fenomeno più elevato era Vigonza, ma anche Cadoneghe, Trebasele, insomma un po' distribuito, non sono grandissimi numeri, però se associamo le dimissioni in bianco, quelle che non vengono denunciate, più le dimissioni volontarie dentro il primo anno di vita del bambino, il fenomeno è più importante. Per esempio a livello regionale ogni anno a dimettersi volontariamente sono 2.650 madri a tempo indeterminato, 400-500 di media nelle grosse province, meno Belluno e Rovigo. Nel 2011 sono un po' ridotte, non arriviamo a 2006 ma a 2.580, ma abbiamo avuto una grave riduzione di 8 punti percentuali. Che hanno difficoltà poi a rientrare nel mondo del lavoro, oppure... Assolutamente, gli ultimi dati del mercato del lavoro mostrano per esempio che le nuove assunzioni sono tutte non con contratti di lavoro, ma sono a chiamata, i voucher, quel lavoro occasionale, quindi c'è anche un dramma di identità professionale e personale per queste donne, per queste madri che prima avevano uno status, prima erano le operaie, erano le commesse, le impiegate, no? È tanto importante questa identità di essere, in questi anni è stata molto, molto cercata dalle nostre donne. Ma quindi voi, perché poi anche chi ci ascolta sono persone molto pragmatiche, che cosa fate? Che tipo di, oltre a ricercare il fenomeno, che è importante capire dove si innesca, in che termini e con che frequenza, questo è importantissimo conoscerlo, come agite concretamente? Un attimo solo la domanda, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Elia, provincia di Treviso. Sì, buongiorno, prego, dica. Allora, mi fa piacere che sia sociali là in studio, perché bisogna che parliamo chiaro qua un po' come che va il mondo, no? Sì. Allora, mi chiedo sociali là in studio, visto che abbiamo psicologi sociali, che abbiamo tutto di più oggi nel 2012, no? Come stanno andando le famiglie oggi? Punto 1. Allora, su 10 coppie, 3 matrimoni che praticamente sono infedeli. I bambini abbandonati a se stessi, la gioventù che non sa più cosa fare. Io mi chiedo, io sono una persona di 43 anni, i miei genitori per fortuna mi hanno insegnato i valori, ho fatto una casa, mi sono dato da fare tutto quanto, no? Sì. Con un pezzo di terra, tutto quanto, perché mi sono fatto i sacrifici, non è che bevo un caffè, quando che i miei amici e lavoratori si fermavano a bere al bar, io mi mai fermavo a bere al bar. Io chiedo ai sociali oggi, come sono le famiglie oggi? I figli come sono? Cosa stanno facendo i sociali? Certo, adesso chiediamo. Certo. Le donne di oggi come sono? Chiedo io, i figli dove sono? Sociali, dove sono i figli di oggi? Va bene. Certo, chiarissimo. No, adesso glielo chiediamo alle nostre ospiti, grazie del suo intervento. Intanto appunto capire cosa fate concretamente, poi giriamo alla domanda del nostro telespettatore, magari a lei che è psicoterapeuta, cioè i valori, il problema anche valoriale, le famiglie come si sono trasformate, e quindi vabbè, il telespettatore in modo particolare diceva anche la donna è molto più libera, è in una situazione diversa, per cui tante famiglie separate che si disgregano e così via, e di conseguenza c'è tutta una situazione, oltre a quella del
del lavoro, anche quella familiare, che mette in discussione, ed è stata messa in discussione seriamente. Prego, Lucia Bassa. Ma concretamente mi chiedevi, no, che cosa offre questo progetto, insomma, la conclusione del progetto. Durante il 2012, come ricordavi, è stata rifinanziato, no, questo progetto sempre presso la ULSS 15, e sperimenteremo insieme a tutti i soggetti, non solo della USL ma anche il sindacato, gli imprenditori, lo SPISAL e l'INAIL, c'è anche l'INAIL, sperimenteremo chiamiamolo sportello equip, Di aiuto e supporto. Di supporto, aiuto, orientamento, lavorando in maniera integrata. Tutti i soggetti insieme discerneranno e comprenderanno qual è il problema e a seconda della gravità o della situazione si centreranno degli interventi mirati intanto per prevenire le situazioni di discriminazione, ma anche per aiutare sul piano psicologico la coppia, la famiglia, la madre. Assolutamente, questo è molto importante. Sì. Quindi uno sportello di aiuto intanto sarà collocato presso l'USL 15, poi vediamo un po' sul territorio che cos'altro. Dottoressa Rosini, cerchiamo di rispondere anche ai nostri telespettatori che vedono una società, anche se è giovane, perché 42 anni, insomma, vive il contesto appieno nel suo cambiamento, quindi non lo guarda col distacco dell'anziano magari, no? No, credo che l'importante per noi oggi sia quello di essere informati. No, che la consigliera di parità lo sa perfettamente, uno dei suoi ruoli e compiti è anche questo di essere informati, di informare, di prevenire. E il cambiamento nella società è molto veloce, infatti rispetto a prima la genitorialità all'essere padri o all'essere madri si aggiunge il fatto che genitorialità è una funzione non definibile solo e correlata all'avere dei figli o delle figlie, ma è qualcosa che la persona si costruisce, come dire, a prescindere, cioè è un compito di cura che l'individuo ha di fatto e comincia a intraprendere da quando nasce. L'essere informati, stare dentro al proprio contratto di lavoro, sapere che ci sono organi deputati al riconoscimento delle discriminazioni, in questo caso anche delle molestie, è sicuramente l'aspetto fondamentale. Sul piano personale poi c'è un'attenzione che ciascuno di noi può fare, una riflessione sul riconoscere quali sono le persone anche nell'entourage, anche nell'ambiente più vicino con cui potersi aprire. Uno dei problemi della nostra società è che ci sono pochissimi punti di ascolto. Poche possibilità in cui le donne o anche i genitori stessi possono ritrovarsi e possono parlare rispetto anche ai problemi, non solo sulla genitorialità. Quindi io direi insomma che questo sono soprattutto le direttrici su cui noi ci si può. Ecco, dal punto di vista del cambio dei valori, del modo di vita, un po' rispondendo al nostro telespettatore che ha fatto un'osservazione, cosa può dire a riguardo? Questo riguarda di fatto il luogo in cui noi siamo cresciuti e quello che poi i nostri genitori ci hanno trasmesso, e la cultura di riferimento, il fatto che l'attenzione dell'adulto, della scuola e delle istituzioni deve puntare molto sulla scuola, anche il discorso delle pari opportunità è importante, che si riferisca non solo a quando le donne, poi madri lavoratrici si trovano nel luogo di lavoro, ma che già dalla scuola dell'infanzia si inizia a pensare ad una parità di possibilità e di diritti, tra l'altro, e che non c'è la distinzione insomma, tra maschio e femmina, perché la velocità dei tempi e dei modi in cui noi viviamo e in cui la società, come dire, ci spinge, chiaramente ci chiama ad una attenzione di questo tipo. Certo, prima di passare alle altre nostre due ospiti esperte, che quindi ci faranno capire un po' come si è strinsecato questo progetto, che tipo di supporto c'è anche bisogno di dare, quali sono le problematiche emergenti, andiamo pochissimi secondi in pubblicità.
Allora, un po' per collegarci anche al pensiero espresso dal nostro telespettatore, ma sappiamo che rappresenta un po' il sentire diffuso. Questo cambio di mentalità che c'è stato, cambio anche di situazioni, di ruoli, qui si era accennato, che contestualizzati poi nella vita di tutti i giorni portano veramente delle difficoltà ulteriori. Cioè abbiamo dei paradossi: da un lato le donne che sono costrette, quelle che lavorano, a lavorare anche la domenica, vediamo le commesse in orari assurdi, la famiglia quindi non esiste, ma è lontana, non possono seguire i figli. Poi altre situazioni in cui è difficile gestire l'ambito familiare, il rapporto col partner, c'è la separazione, bambini che vengono sballottati da una parte all'altra, quindi il ruolo di genitore diventa ancora più difficile. Allora, in presenza poi di un lavoro che pretende tantissimo, richiede tantissimo, perché adesso il lavoro richiede veramente tantissimo, molto più di prima, oltre che in termini fisici di presenza, anche psicologici di impegno, diventa fuorviante. E poi c'è la mentalità che resta radicata di questo ruolo, questa posizione per far andare avanti le cose. Cosa dice? Ma io dico che sicuramente il ruolo della donna è cambiato, no, all'interno della famiglia, ma anche nella società in senso lato, e la tendenza a dare così la responsabilità a questo cambiamento del ruolo della donna un po' a tutti i guai che la famiglia attraversa, mi sembra, insomma, ecco, che sia così parziale, molto parziale, nel senso che quello che è cambiato, a parte i modelli familiari, che appunto non esiste più un modello familiare, ma ne esistono molti e tra loro tutti validi, ma quello che è cambiato è l'isolamento della famiglia, l'isolamento della coppia e la mancanza di reti familiari. Quindi una famiglia, per poter funzionare, non ha bisogno soltanto appunto di una mamma e di un papà e di un lavoro, insomma, che permette da un punto di vista economico di andare avanti, ma ha bisogno anche di tutti quei legami che appunto la famiglia ha con i parenti, con la famiglia più allargata, e che fanno da cuscinetto e da ammortizzatore in qualche modo nei momenti di difficoltà della famiglia stessa. Ecco, io credo che sia questo quello che manca soprattutto, al di là del ruolo della donna, insomma, che è più esterno di una volta rispetto a questo, non è questo, ma quanto proprio la capacità e la possibilità di tenere legato insieme, insomma, con un nucleo familiare un po' più allargato, e questo nucleo legato anche a una comunità di appartenenza. Cioè viviamo in città dove non c'è neanche più la possibilità di essere vicini di casa, di essere facenti parte, insomma, ecco, di un gruppo sociale o di gruppi sociali. Assolutamente. C'era un messaggio che è arrivato che diceva che devono essere dati degli sgravi fiscali alle aziende per incentivarli comunque all'assunzione e alla tenuta delle donne che vanno in maternità. Quindi c'è anche un aspetto economico indubbiamente che nei momenti di crisi emerge. Cosa dice al riguardo per questo tipo di progetto che state seguendo, quindi di aiuto a chi vive la genitorialità come un ruolo difficile? Sì, è sicuramente interessante, ecco, quello che il punto, ecco, sul quale stiamo ragionando, perché in effetti quando vediamo situazioni di gruppi sociali, perché stiamo parlando appunto di mancanza di rete, di mancanza di condizione, di accoglienza rispetto alla famiglia che si sta formando, perché è un po' questo il senso, no? Di poter creare intorno a quella coppia, a quelle due persone che hanno scelto di creare una famiglia, una condizione che possa essere di supporto, di sostegno, di accompagnamento. E nello specifico, per ciò che riguarda le attività proposte dal consultorio familiare, ma proposte dai servizi sociali in genere, e poi da questo progetto che è entrato un po' nella giusta direzione dell'accompagnamento delle situazioni di passaggio, delle situazioni di crisi, come può essere appunto la maternità, quindi la scelta di fare un figlio. Il consultorio si è attivato con dei veri e propri percorsi di accompagnamento e di educazione alla nascita, che hanno proprio questo valore, che è quello di non tanto del famoso istruzioni per l'uso, assolutamente, ma quello di mettere insieme persone che sono nella stessa condizione, che quindi possono rispecchiarsi l'una nell'altra, possono confrontarsi su tematiche che sentono imperative in quel momento e possono soprattutto condividere anche una condizione di coppia, perché
Nei gruppi di accompagnamento alla nascita noi prevediamo che i papà ci siano sempre, quindi una genitorialità anche da subito. Quindi un supporto sostanzialmente. Certo. Però qui a un certo punto emerge anche importante la presenza da parte datoriale, perché il problema non sorge per il dipendente pubblico di norma, perché ci sono determinati diritti acquisiti, a meno che non si crea una situazione di mobbing interno, vabbè, e lì è un'altra situazione. Però di norma sono meno frequenti, sono più frequenti nel privato, dove si è messo in discussione il posto stesso di lavoro. Un confronto anche per capire le dinamiche che si innescano, per cercare anche di rispondere al messaggio che è arrivato, che probabilmente può provenire anche da un imprenditore del territorio, all'interno dell'azienda, che fanno sì che la persona risulti invisa ai colleghi, al datore di lavoro. Perché? Perché ovviamente un figlio richiede delle assenze, vogliono o non vogliono, lenti o dolenti, a volte necessitate dallo stato di salute, da tante situazioni fisiologiche che si innescano. E è stato strutturato anche questo tipo di situazione per capire sul territorio qual è questo gap. Se posso passare la esatto, richiesta, sentiamo direttamente alla Lucia consigliera di parità, Basso, esatto. sì, perché noi viviamo quello che è il momento della decisione di quella donna del rientro al lavoro. Quindi proprio il rapporto della persona quando deve ritornare. Lucia Basso. Il consultorio è un inviante, no? Facciamo proprio l'ipotesi di come si svilupperà poi questo nuovo meccanismo concreto. Allora, finora il consultorio, in particolare il percorso nascita della USL a Campo San Piero, è stato l'inviante. La consigliera di parità... Cosa vuol dire inviante? Spieghiamo ai nostri telespettatori. Dà il riferimento telefonico, l'indirizzo, la mail della consigliera di parità. Per cui la persona o la coppia chiede aiuto. Mi trovo in questa situazione, cosa posso fare? Proprio domande molto semplici. Succederà invece, quando avremmo costruito l'equipe che funzionerà, che da qualsiasi parte possa arrivare la richiesta, potrebbe arrivare dal sindacato, una richiesta di chiarificazione se è consentito l'uso del part-time. Molte sono le richieste del rientro con un tempo ridotto, oppure è consentita una flessibilità in entrata ed uscita, uscire prima, entrare dopo, semplicemente per portare i bambini al nido. Ecco, tutte queste richieste, oppure torni al lavoro e non trovi più il tuo ufficio, ma sei stata spostata ad altre mansioni inferiori. Ecco, per esempio questi argomenti, queste richieste potrebbero essere appannaggio del sindacato, che con il contratto collettivo nazionale di lavoro in mano può intervenire, aiutare la lavoratrice e il lavoratore a elaborare e a risolvere questa situazione. Quando invece le condizioni sono più gravi e dal consultorio familiare arriva una madre depressa che non si alza più dal letto, no, che non cura più il bambino, perché si arriva a queste situazioni. Il mio datore di lavoro mi ha detto licenziati, dimettiti spontaneamente per motivi personali, cosa posso fare, signora? Già però con una sofferenza di coppia e personale elevata, scatta l'equipe. Allora, la consigliera di parità tutela dal punto di vista antidiscriminatorio quel diritto negato, dal punto di vista psicologico il psicoterapeuta, dal punto di vista del sostegno della coppia e del percorso a genitorialità, il consultorio, lo SPISAL può fare degli interventi per verificare. Quindi c'è tutto un meccanismo che va a muoversi su sollecitazione del privato, naturalmente. Sì, l'ispettori del lavoro può verificare per esempio la prova statistica, il dato che potrebbe dimostrare che è una prassi per quell'azienda quando la madre rientra accompagnarla o spontaneamente farla dimettere. Incentivare. Poi, e questo capisce, non è come dire un caso fortuito, c'è proprio questo pregiudizio gravissimo contro le madri e i padri anche, per cui quando hai una famiglia, quando hai dei figli, non sei più idoneo, non sei più affidabile, il tuo tempo non è più totalmente dedicato all'azienda e al tuo lavoro, cosa assolutamente non vera, perché chi fa ricerca sulle motivazioni al lavoro, sull'attaccamento al lavoro, sulle competenze espresse, per esempio in tutta Europa si dimostra che chi lavora a part-time o a telelavoro produce meglio di più.
dati scientifici, no? Lo Certo, dico io, no? assolutamente. Quindi è un grave errore anche dal punto di vista della produttività per queste aziende, perdere competenze che magari hai formato, hai aggiornato, oltre ad essere una violazione. Beh, ovvio, dei diritti questo lo umani, diamo dei per diritti- presupposto, sì. assolutamente. Quello che volevo chiedere, ma in questo periodo ben preciso che si sta delineando, perché poi ormai le cose corrono e i periodi cambiano rapidamente, ci sarà un aggravio di queste situazioni, un aggravarsi, un acuirsi, e nonostante gli incentivi che dir si voglia, fare l'entrata delle donne nel mondo del lavoro, eccetera, ci sarà un pensarci a lungo se farlo o no, e quindi una discriminazione ulteriore, secondo lei? Io credo assolutamente di sì. I dati non li diciamo proprio allarmanti, comunque sono in assoluta crescita. Il 7 quindi di marzo, dopodomani, uscirà tra l'altro un libro molto interessante della Valentini, O i figli o il lavoro, così, titolo molto chiaro, puntuale, in cui tra l'altro sono anche tracciate storie di vita da brividi. Rispetto all'esperienza che è stata svolta dalla USL 15, noi dobbiamo essere molto grati, noi tutti proprio, perché è stato un progetto molto ambizioso, molto innovativo e anche di sfida, perché ha voluto inserire all'interno poi di questa costruzione di rete importante, quindi più professionalità per sostenere poi, ecco, la genitorialità, anche un gruppo di sostegno per queste donne discriminate al rientro della maternità. Questo poi è stato, come dire, il pezzo, la fase del progetto che ho seguito io. E devo dire che se sono arrivate a me queste decine di donne, grazie poi all'apporto, alla spinta, al desiderio e anche alla passione proprio anche delle colleghe che sono qui, sono arrivate molto rassegnate, sono uscite invece forse con una speranza, perché il fatto di potersi ritrovare insieme a condividere un'esperienza così profonda e che può essere per molte persone lacerante, perché tu non hai più, come dire, non senti più di avere progettualità, è stato veramente, veramente vincente e assolutamente nuovo. Ecco. L'aspetto preoccupante per le donne di oggi, nel momento in cui non hanno il lavoro, è che non hanno più progettualità. Sentono che questo figlio o questa figlia in qualche modo, se da una parte tanto desiderato e tanto voluto, poi è diventato barriera per il loro lancio, no, nella vita, per la loro crescita professionale, per poter mostrare, come dire, le loro competenze e le loro risorse. Quindi che questo progetto abbia visto sia questo momento, ma che anche lo sportello possa individuare dei momenti specifici proprio di raccolta, di ascolto e di raccordo dei bisogni anche più profondi è assolutamente un altro dato di fatto reale. Quali sono i problemi che più di frequente vi trovate ad affrontare? Quindi stando sempre coi piedi per terra. Le donne appunto lamentano le difficoltà sul lavoro, ma che ovviamente noi, essendo un servizio sociosanitario, insomma, ecco, entriamo per quel che riguarda proprio il disagio psicosociale. No, infatti come si manifesta proprio? Quali sono i... Ecco, appunto alcune cose sono già state dette, insomma, ecco, però ripeto, l'ansia, la depressione. La depressione è una delle manifestazioni più frequenti. Più frequenti, ma che poi si riverbera sulla cura dei bambini, cioè il fatto di curare più o meno bene i bambini, di essere più o meno presenti a se stessi e quindi al proprio compito con i bambini, dipende anche da quanto una persona si sente in energia, piena di energia, oppure appunto subissata da altre questioni, da altri problemi, insomma, ecco, che sopravvengono. Quindi poi il rapporto di coppia. Anche questo è qualcosa che ha a che fare molto, e quindi
diciamo così, la famiglia si regge su questi equilibri, no? Che sono il rapporto di coppia che consente la cura dei bambini, però questo rapporto di coppia e la cura dei bambini a loro volta risentono del fatto che una persona deve essere in equilibrio con tutte le sue parti, e quindi non siamo solo mamme, non siamo solo mogli, no? Ma siamo anche appunto lavoratrici, siamo anche figlie dei nostri genitori, e quindi ecco, voglio dire, tutte queste componenti della nostra personalità devono stare in equilibrio fra di loro per poter poi dopo esprimere questa cosa che è la funzione materna. La sopravvivenza praticamente. Quali le strategie che possono essere consigliate? Anzi, ne parliamo subito dopo la pubblicità, però vediamo un po' quali possono essere dei suggerimenti che magari anche chi sta a casa potrebbe adottare per cercare di risolvere meglio certe problematiche magari, quindi questa è una cosa importante. Andiamo in pubblicità, torniamo insieme tra poco. Allora, stanno arrivando molti messaggi, adesso provvediamo anche della regia a metterli tutti quanti in onda, vediamo poi se riusciamo a rispondere. Comunque intanto strategie, quindi consigli per l'uso, tra virgolette. Sì. Allora, tenendo conto che stiamo ragionando di una questione fondamentale nella vita di una donna e di una coppia, che è quella della scelta di maternità, direi che in assoluto la prima strategia, se possiamo chiamarla così, da consigliare, è quella che già durante la gravidanza sarebbe interessante e opportuno poter condividere dei momenti di informazione e dei momenti di scambio con donne che stanno vivendo la stessa esperienza. Tant'è che, riprendendo lo spunto che mi dava la dottoressa Rosin un attimo fa, credo che essere informate su quelli che sono i propri diritti di donna, mamma, lavoratrice è fondamentale, ma lo è fin dall'inizio della gravidanza, perché già la gravidanza è foriera di alcune discriminazioni o semplicemente la possibilità di conoscere i propri diritti rispetto alle opportunità di valutazione, per esempio, di controlli che si devono fare in gravidanza, possono essere fatti con permesso piuttosto che utilizzando ferie o quant'altro, la possibilità dell'astensione fatti in un certo modo piuttosto che un altro, quindi poter conoscere quelle che sono le proprie opportunità già in gravidanza. Quindi confrontarsi con persone che affrontano situazioni analoghe, le hanno affrontate, certo. Quindi supportarsi psicologicamente, eccetera. E a questo proposito, ecco, se posso completare la cosa, a questo proposito noi come consultorio familiare proponiamo degli incontri nei quali possono confluire tutte quelle mamme, quelle donne all'inizio della gravidanza che sentono la necessità di avere un'informazione più puntuale e precisa su quella condizione. Da lì poi, se lo desiderano, se è una necessità che sentono imperativa, sicuramente vengono indirizzate al percorso nascita vero e proprio, che prevede una sequenza di incontri nei quali si affrontano temi che hanno sicuramente una questione riferita alla gravidanza, ma c'è sempre l'aspetto di tipo sociale e psicologico. Fra l'altro in questi incontri è contemplata anche una parte di lavoro, chiamiamolo così, fisico, che è il piacere di stare bene anche fisicamente, quindi lo stretching, il rilassamento, quelle tecniche che ci aiutano ad affrontare anche il momento. Quindi usare anche delle strategie, insomma, certo. Lo yoga della situazione, anzché altre possono essere utili. C'era un messaggio, adesso non so chi di voi può rispondere, se Rosin o lei, una mamma che lavora, mi pare di aver capito che lavora, che ha un bambino di 3, di 8, mondo sempre peggio, la società ormai sgretolata, la colpa delle donne perché ruoli invertiti, politica scadente da 50 anni. Ma prima c'era un messaggio di una signora che chiedeva strategie di sopravvivenza, era un po' un'invocazione, avendo un bambino di 8 e di 3 anni. Effettivamente è anche difficile essere, non so se il messaggio è mandato alla signora, se è una signora da sola o con il marito, lavorare, avere 2 bambini, 3 anni, 8 anni, età così diverse, è pazzia lo stato attuale. È vero, sì. Anche orari diversi all'asilo, uno, scuola l'altro, come si fa? Cioè c'è anche questo tipo di supporto, questa è sempre genitorialità, ma è una compatibilità con il lavoro di gestione di ritmi familiari?
È vero che anche quello che il secondo messaggio aveva messo in luce, insomma, che c'è una politica familiare che è molto scadente, e credo che anche confrontandosi con altre politiche di altri paesi, insomma, d'Europa, effettivamente, ecco, noi pur essendo un paese che tiene molto alla famiglia, no? Perché la famiglia insomma, tiene relativamente, no, perché le dal punto di vista delle delle dichiarazioni di persone, ok. intenti, insomma, Di ecco. intenti, sì. Dopo però queste non si traducono mai in opportunità concrete, no? Ecco, penso appunto agli asili nido, penso ai servizi e tutti quei servizi di supporto alla famiglia che potrebbero veramente sollevare anche i tempi di lavoro e i tempi della cura, alla flessibilità dell'orario di lavoro, a tante cose, insomma, che potrebbero essere messe in atto soltanto se ci fosse un welfare dedicato a, quindi non è né ma non la sembra che responsabilità. ce ne sia tanto traccia di questo. Non più, sempre esatto, meno. Sempre meno. Lucia Basso, lei ha letto anche gli altri messaggi che sono arrivati in cui si dice magari uno stipendio più basso al padre se la madre gioco forza è tenuta fuori dai giochi per supportare la famiglia. Strategie di aiuto alle aziende per poter mantenere in piedi o per assumere anche una donna diventata madre magari, quindi degli incentivi, qualche cosa. Suggerimenti arrivano anche da chi ha queste esperienze, no? Sì, sì, basterebbe fare la politica che ha fatto la Francia. Io stavo pensando prima alla Francia quando ne parlavo, infatti è questo. Perché interventi a spot, no? Di sostegno all'impresa, sì, progetti, che assume, cose che finiscono poi non... C'è bisogno di una grande politica in Italia. Abbiamo il tasso più basso di occupazione femminile di tutta Europa a 27, il tasso più basso di natalità. Quindi come stanno insieme queste due cose? Meno lavoro e meno figli, perché è dimostrato che le donne, se hanno lavoro, autonomia, le coppie, no, hanno una scelta di procreazione molto più sviluppata. Le cose che diceva anche prima Mariangela Pesce, una strategia di servizi adeguati, un sostegno alle imprese, la flessibilità oraria e organizzativa. Non ci può essere questo impedimento al tempo parziale, magari temporaneo, quello reversibile, si può tornare indietro da una scelta di 1 anno, 2 di tempo parziale, poi l'azienda può riprenderti a tempo pieno. Cioè ci vuole una politica, una strategia politica complessiva. E io penso che è bene che ci scordiamo in assoluto che le donne possano rientrare a casa e desiderare tutte di fare figli e di non avere una propria autonomia economica, una propria progettualità, no? Come diceva prima. Tanto, ma nelle famiglie a reddito medio, medio-basso, non è tanto autonomia economica quanto aiuto e supporto alla famiglia, perché l'esempio della signora 3-8 anni, babysitter ci vuole, costi di spesa dell'asilo, eccetera, quindi uno stipendio magari se ne va anche, aiuto domestico se uno assolutamente, deve averlo, però c'è anche questa, c'è una cosa nuova però che negli altri paesi europei, che questa esperienza della genitorialità condivisa nel percorso nascita della ULSS di Campo San Piero, che stanno cambiando i ruoli. No, tanti giovani padri hanno il piacere, no, della loro genitorialità e cambiano completamente, sono interscambiabili. Tutti i paesi, ma la Francia, non ancora che andiamo alla Svezia. Dobbiamo cambiare anche questa cultura. Assolutamente, c'era un messaggio che diceva ma se le donne lavorano con ritmi sempre più intensi, poi facendo riferimento anche ai casi che devono lavorare domenica e non ci sono festivi, chi poi segue di fatto i figli, li fa studiare, dà un'educazione, cioè da quando si vedono bambini che sono, il messaggio parlava di selvaggi, maleducati, eccetera, però di fatto perché manca, se non sono i nonni che li seguono, i padri non sempre hanno appunto quella capacità di starci dietro, ma poi anche a volte sono oberati ugualmente da impegni, quindi sta cambiando la situazione socialmente. Poi un altro messaggio che parlava, viva le donne di una volta. Mai cambiata la situazione tra le donne di una volta e quelle di adesso? Sembra strano, ma è cambiata. In che cosa? Quindi vediamo di dare una risposta a entrambi. È cambiata moltissimo, però la donna dentro di sé, proprio da sempre, da quando è nata, da Eva,
ha una forza di slancio vitale, non solo perché biologicamente può dare la vita, ma perché deve tenerselo fuori, assolutamente. Siamo in chiusura, una battuta veloce. No, niente, quindi il fatto di poter far rete comunque tra le donne, questo è importante, perché noi abbiamo un sacco di persone, famiglie, con madre e figli. Queste madri e figli devono imparare ad aprire le loro porte, a parlare. Quindi famiglie un po' allargate, una nuova concezione anche di famiglia allargata e di supporto. Famiglie allargate, di supporto e di sostegno. Benissimo, sarebbe da parlare tantissimo di questi argomenti, magari avremo modo di approfondirlo in una serata. Grazie alle nostre ospiti di essere intervenute, naturalmente a voi di aver partecipato con i vostri messaggi e telefonate, di averci seguito, e naturalmente noi ci ritroviamo domani alle 12:40, sempre in diretta. Grazie.